tutti. Allora, avevamo promesso che adesso andiamo veloci spediti fino a metà di luglio. Abbiamo le ultime puntate della trasmissione del CONI regionale del Veneto. Abbiamo promesso che cerchiamo di raggruppare un po' di sport che hanno qualcosa in comune. E quindi oggi abbiamo in comune che cosa, Alessandra? La racchetta. La racchetta. Allora, un applauso agli sport della racchetta. Tennis, tavolo, badminton, paddle, squash. E squash intanto, forse ce ne sono ancora altri, poi voi siete più esperti di noi e quindi magari se ci viene in mente qualche altro sport della racchetta. Io amo lo sport della forchetta, ma non è la stessa cosa, giusto? Bene, allora cominciamo con i primi ospiti, Iniziamo a presentarli. Allora, Gianni Zampieri della Canottieri Padova, benvenuto. Grazie Gianni. Con Gianni parleremo di tennis. Parleremo di tennis perché hanno un evento a breve, dall'8 al 15 di giugno, quindi parleremo. E cosa abbiamo? C'hai anche un tuo... Una locandina abbastanza fresca di stampa. Padova Challenge Open. Al femminile. Open. È un $25.000 femminile. 8-15 singolo e doppio femminile. Ok. Perfetto. Poi abbiamo Alessandro Zambon, delegato provinciale della Federazione Tennis di Padova. Tennis, grazie Alessandro. Dobbiamo salutare il presidente Scotton, Mariano Scotton, che ha avuto un impegno, ce l'avevamo presente, ma purtroppo non ha potuto essere con noi, però abbiamo un responsabile provinciale e Padova, vero, si sta dando molto da fare, insomma, hai qualche torneo importante nel giro di 15-20 giorni. Sia a livello internazionale che a livello nazionale, a livello under, a tutti i livelli e anche a livello veterani da quest'anno. Quindi insomma copriamo tutto il panorama femminile, maschile, grandi, adulti eccetera. Bene, tu, la tua estrazione come società sportiva del tennis qual è? Canottieri Padova. Della Canottieri, sì. Ecco sì, perché abbiamo diciamo tante società e tante storie, in particolare a Padova, ma poi nel Veneto immagino poi ne parleremo meglio. Presentiamo invece un altro graditissimo Cambiamo sport, passiamo allo squash, presentiamo Rocco Ortolano, delegato regionale squash. Grazie Rocco. Allora, lo squash, noi abbiamo anche qua il nostro caporedattore che è Tullio Trivellato della nostra emittente, quello che vedete sempre nei telegiornali, che conosci bene, che vi conoscete bene ed è tantissimi anni che fa squash. Quindi magari lo squash non si sente, ma è una disciplina sportiva che ha già qualche anno. Quanto più o meno ha di attività? Quanta attività avete qua nella zona del Veneto? Nel Veneto, tra le prime società che sono sorte nel Veneto, credo sia qua a Padova e poi nel Vicentino. Si parla già di una 25 d'anni fa, può essere? Sì, ma anche 30 anni fa. Anche 30. Anche 30. Vicino mi ricordo forse Diego mi può essere un po' più d'aiuto in questo. Cioè, abbiamo qui Diego Bertoldo che è la storia. Aspetta, non girarti perché sennò se no parte tutto. Parliamo, sì, esatto. Parte tutto. Dopo andremo a trovare, conoscere gli ospiti che abbiamo qua. Sì. Dopo diciamo che pian piano si è sviluppata, prima un po' veramente più come attività ludica, diciamo così, era visto un po' come un'attività di palestra dove sfogarsi e pian piano si è trasformato in uno sport a tutti gli effetti. Bene, allora le nuove generazioni ce l'hai a fianco, Beatrice Barbiero, sempre per lo squash. Delegato provinciale, squash, però con te potremo parlare squash, paddle, tennis, un po' tutto? Possiamo dirlo, Beatrice? Sì, ok. È lei che scrive di tutto lo scibile della racchetta, o quasi praticamente, scrive nei comunicati stampa della società sportiva a cui fa riferimento, quindi il 2001 plebiscito eccetera, il gruppo Barbiero per intenderci, che ci capiamo. Va bene, poi ti ringraziamo pubblicamente che è stato un po' il gancio, un po' di tutti i contatti che abbiamo avuto, grazie a te, per questo facciamo un applauso a Beatrice che se lo merita. Grazie a voi di averci dato l'opportunità di essere qua oggi, grazie a voi di averci dato l'opportunità di essere qua. Ma ci mancherebbe, soprattutto Luca ti ringrazio perché finalmente potrà farci capire cos'è il paddle. Facciamo un applauso a Luca. Luca, allenatore paddle presso il centro sportivo plebiscito. Luca Scalari, allora il paddle, abbiamo tutti questa ansia di sapere cos'è. Hai anche qualcosa... Per noi può essere una disciplina considerata nuova, anche se è dall'inizio degli anni 90 che è in Italia. Il primo campo è stato costruito nella città di Vicenza, però le origini del padel nascono diciamo che lo sport viene dal Sud America, dal Messico esattamente, all'inizio degli anni 70.
poi dagli anni 70 ha avuto un grandissimo sviluppo in tutto il Sud America, nel 93 ha raggiunto l'apice in Argentina con quasi 4 milioni di tesserati giocatori e adesso attualmente diciamo che lo sviluppo si è spostato anche nella zona nostra europea e attualmente la nazione con il maggior numero di giocatori attualmente è la Spagna con 3 milioni di giocatori. In Italia fortunatamente si è insediato nella capitale, nella città di Roma e da lì in questi ultimi anni diciamo che c'è stato un boom vero e proprio perché a Roma attualmente ci sono nel giro di 2 o 3 anni sono stati costruiti una trentina di campi da paddle nei circoli principali della città di Roma, quali Farioli, cioè, Canottieri. che cosa si fa nel paddle rispetto agli altri che uno... Diciamo che può essere considerato un incrocio tra squash e tennis. Si gioca solamente in coppia, quindi non esiste il singolare, okay? Ma si gioca solamente in 2 contro 2. Esiste sia il maschile che il femminile e la differenza grande dal tennis è che al fondo abbiamo le pareti, quindi il campo è contornato da queste pareti, infatti. esatto, la pallina quindi deve sempre rimbalzare a terra e poi può colpire anche le pareti che circondano il campo. Cioè non c'è il fuoricampo, insomma. Esiste il fuoricampo quando la palla, una volta ribalzato al terreno, supera le pareti verticali e esce dal campo. E quindi deve essere velocissimo, Veloce, però è uno sport anche, diciamo, molto, cioè bisogna costruire il punto con calma e si chiude il punto quando si ha la palla buona, ecco. Bene, allora avremo modo di raccontarlo, spero un po' ancora più approfonditamente in un'altra puntata, invece passiamo a uno degli sport che ha una grande radice storica anche a Padova, perché già più di 30 anni fa c'erano gare nazionali e internazionali, Padova e nel Veneto naturalmente, è il tennis tavolo. Allora presentiamo il nostro presidente del Comitato Regionale Veneto, Renato Frigo. Prima quando siamo trovati ti ricordavo, ma quando è stato fatto il Palasport San Lazzaro, sì, io mi ricordo l'aveva fatta di internazionali. Già avevo il microfono giovanili, in mano all'epoca. Internazionali giovanili lì, è venuta fuori una bella manifestazione qui a Padova. Anche il tennis tavolo ha queste doppie origini, c'è l'origine ludica. Ma è nato nel 1900 ancora qui in Italia, 1945, sotto il famoso table tennis, però allora non è nato come federazione. Poi è passato come federazione e poi Cone ci ha dato come sponsor, insomma ce l'ha tirato dentro e è venuto fuori Federazione Italiana Tennis Tavolo. Ecco, è ancora uno sport che si pratica molto nei patronati, negli spazi così. Questo è diventato un handicap del tennis tavolo, sì, perché non si può più fare il patronato, perché il patronato occupa troppo posto. Allora è meglio metterci su un calcetto, metterci su il videogiochi, che allora lì si prendono di soldi. Invece sul tennis tavolo non si fa niente, è come il biliardo. Il biliardo è sparito, no? La stessa cosa. Allora si fa a carattere molto più grande sui palazzetti o sulle palestre, anche perché quando si fanno i tornei, purtroppo, dico purtroppo, vanno sempre dai 14-16 tavoli, dunque ci vuole di grandi spazi, molto spazio. Però uno per giocare, allenarsi a casa, insomma, su un portico... quello si può fare sempre, diciamo. Soltanto che purtroppo il tennis tavolo, quando lei vuole giocare su una palestra, non c'è la rete già pronta oppure il canestro pronto per poter... Comunque ci sono dei circoli, giusto, dove c'è solo il tennis tavolo? Ci sono delle società di tennis tavolo dove si fanno gli allenamenti, eccetera. Però, per esempio, diciamo a Terni, per esempio, hanno un grande centro dove ci stanno dentro circa 40-60 tavoli e lì viene sempre, è un palazzetto fisso solo per praticare il tennis tavolo, dove fanno tornei nazionali, eccetera. Immagino che è il sogno di molti di voi che vorrebbero adesso per esempio stanno giocando a Terni i campionati italiani, dove noi abbiamo un ragazzo che ha vinto gli italiani juniors, che è Marcato. Bene. Marcato. Allora, Gianfranco Barbiero, un applauso anche a Gianfranco. Dirigente del plebiscito. È la generazione, posso dire, intermedia tra Lino e tutto il gruppo dei Barbiero che vengono dopo. Quella di mezzo, c'è già la terza generazione che si occupa di attività che avete già presentato prima. Grazie per l'invito. Accademia del tennis, quindi torniamo al tennis. Non è una cosa nata oggi, è una cosa nata ancora 30 anni fa e fu proprio Babbo il primo a fare l'accademia, la prima accademia credo in Italia, che chiamò un allenatore straniero a formare dei giocatori che oggi molti di quelli sono diventati maestri. Abbiamo ripreso in essere un qualcosa che era nato dentro di noi, perché all'epoca eravamo agonisti, eravamo atleti, e a distanza di 20 anni l'abbiamo riproposta.
Oggi la nostra struttura, che è il plebiscito di sostanza, è una delle top school, è l'unica top school del Veneto riconosciuta dalla federazione. Noi lavoriamo in affianco alla federazione che ringrazio per tutte le opportunità che ci dà, tra cui anche i tornei internazionali. E siamo una realtà abbastanza importante. Parlavamo del torneo della Canottieri, ma anche al 2000, sì, noi in questo momento Padova. abbiamo in organizzazione uno dietro l'altro 2 tornei. Sono tutti e 2 molto importanti. Uno è un Tennis Europe Under 12, è un torneo internazionale, vengono giocatori da tutto il mondo, vengono dall'Australia. Tanto per capirci, una battuta veloce, mi ha chiamato oggi Paolo Bertolucci, che è un giocatore che è rimasto nel cuore di tutti i tennisti, per sapere come eravamo organizzati per far arrivare un ragazzino russo Under 12. A seguito di quello, finito quello, inizierà questo Challenger, è un'opportunità che ci ha dato la federazione in cambio di un altro torneo internazionale che organizzavamo, e questo è il più, diciamo, è un torneo che Padova non ha mai avuto nella sua storia, è un torneo che ha $50.000 di montepremi, giocatori che abbiamo già le prime entry list, si parla tra i primi 100-110 a livello mondiale come giocatori. Vabbè, approfondiremo dopo, anche perché insomma il tennis in questi ultimi anni, possiamo dire, ma vorrei dire quasi giorni, insomma a livello femminile quantomeno sta dando grandi soddisfazioni a livello nazionale e internazionale. Quindi chiudiamo questo primo giro con il badminton, quindi un applauso agli amici del badminton. Qui abbiamo Bruno Ghinatti, presidente provinciale, però vogliamo anche salutare, perché non può essere con noi perché è occupato a lavoro, il presidente regionale, che è Dario Marangoni, che purtroppo saluta, ma è via per lavoro. Bene, e poi se non sbaglio abbiamo qualche collegamento anche telefonico. Qualche nostro collega Zoia, Angelo, anzi magari se riusciamo già a metterci in collegamento, visto che abbiamo parlato anche... Siamo un po' in anticipo rispetto al previsto, quindi però magari chiudiamo la prima infatti, parte con la prima parte con la prima telefonata. Allora, signor Preside, posso chiamarlo ancora signor Preside? Questo Calvi, badminton Calvi, Calvi è una scuola importantissima di Padova, ragioneria, ricordiamolo, lei era il preside. No, ma siccome questo vostro gruppo del badminton... Allora, il badminton ha avuto le sue origini nell'Asia e in Cina soprattutto. È vecchissimo, infatti. Sì, perché... è stato portato dagli inglesi in Europa e adesso però è molto sviluppato nell'Europa del Nord, anche Francia, però tutti i paesi, Romania e così via, e dopo nelle parti dell'Asia, India e Cina. Allora, molti di noi, professore, noi abbiamo giocato tante volte al mare, si giocava a Volano, e io credevo che fosse come ho sempre visto che si giocava. Poi un giorno l'amico Angelo Zoi mi ha portato in un palazzetto, ed è uno sport velocissimo, un'agilità incredibile, ed è tutto diverso da quello che noi italiani siamo a livelli molto bassi di competitività. Perché Bruno, ti interrompo perché al telefono abbiamo Angelo Zoia. Ciao Angelo. Angelo, ci sei? Lo sentiamo? Ecco. Buonasera a tutti. Eccolo qua, un applauso a Angelo Zoia, la storia veneta del badminton. Allora, Angelo, ma noi ti aspettavamo qua magari con un vasetto di sottoli, sottaceti della tua bellissima È della racchetta, città. Non della forchetta. No, ma lui, Angelo lo ricordo sempre perché aveva uno sponsor importante proprio di Lozzo Testino. Allora, come va? Come stai? Come va? Tutto bene, grazie, sì. Badminton continua la sua grande strada e storia così importante. Sì, e si avvale anche del contributo di persone che sono arrivate a dare manforte a questa disciplina che è molto oggi diffusa, soprattutto a livello di scuola. Tant'è che anche recentemente nella fiera che abbiamo di Vicenza? A Vicenza, sì, è stato lo sport più apprezzato in assoluto fra tutte le discipline che erano presenti all'interno della fiera. Anche perché insomma si riesce a giocare bene nelle palestre, giusto? È sempre uno sport che si riesce a fare ancora senza grandissimi impegni economici, senza grandi spese, giusto? Esattamente, poi si presta perché ogni alunno, ogni ragazzo che frequenta la scuola ha la possibilità di cimentarsi semplicemente con i propri
propri compagni senza dover imparare chissà quali regole particolari, insomma, ecco, è alla portata di tutti. Va bene, Angelo, ci abbiamo tenuto a telefonarti, almeno a sentire la tua voce, perché insomma sei un riferimento per il badminton, senza nulla togliere ai presenti. Io vi ringrazio moltissimo, auguro a quelli che sono nello studio di poter continuare la propria attività nella maniera migliore, dato che è passato anche tanto tempo e non ci vediamo, magari possiamo creare un'occasione ad hoc per rincontrarci e incontrarci dopo aver giocato un po' con la racchetta. Perfetto. Vedremo di fare questo incontro. Grazie saluta Valbona ciao, saluta a tutti quanti. E auguri, in bocca al lupo a tutti. Grazie, ciao Angelo. Allora comunque lui la fa molto semplice, ma le difficoltà che abbiamo noi per entrare col badminton in Italia sono anche dovute tanto alle strutture, cioè noi riusciamo ad avere le palestre perché per fare i campi bisogna segnarli e quindi vanno a incidere sulla pallavolo. Nel caso del badminton non ci sono strutture specializzate? Sì, nel ci sono Veneto? Campi come fanno in Cina, come fanno negli altri paesi, hanno quelli con di plastica che arrotolano e dopo in gomma e li stendono. Hanno dei tappeti però che c'hanno già il campo segnato in poche parole. Cioè nei paesi stranieri, in Cina, quando hanno tipo la fiera nostra, i padiglioni della fiera, quando non ci sono le fiere mettono dentro 50 campi e vanno avanti. Però state lavorando molto con le scuole, mi diceva. Sì, stiamo lavorando, però non è facile così, bisogna insegnare il badminton. Io qui a Padova, sono arrivato a Padova perché il nostro Testino è un po', ha avuto l'egemonia, tutte le figlie di Angelo hanno giocato, però è un po' fuori, è un paese, qui a Padova stiamo riscontrando che c'è una risposta, infatti se guardate i miei giocatori sono tutti un po' colorati se vogliamo, no? Quindi dal Camerun, dal Bangladesh. Questo dimostra che è uno sport internazionale infatti che ha un multietnico e ci dà questa non ti dico possibilità. Col cricket cosa avevamo qua, ma ho capito no, ma serve bene, anche a sono coagulare sport che ormai sono diffusi in tutta Italia, è chiaro che queste persone che lo giocano però bisogna insegnarlo come sport, non ma bisogna infatti avete prossimamente, mi diceva Dario Marangoni, anche un corso per formare insegnanti, è uno dei progetti imminenti che dovrebbe partire da fare per promuovere. una scuola ma sto prendendo contatti con loro perché certo. Vedi, serve anche per questo. Va bene, noi abbiamo tanti ospiti, Alessandra, negli spazi. Ricordiamo invece Veronica Bascotto, un applauso a Veronica perché è il delegato per lo squash della provincia di Venezia. E non solo, è anche una grande giocatrice. Allora Veronica? Sì, io sono delegato provinciale per la provincia di Venezia e gioco anche. Com'è che ti sei appassionata a questo sport? Inizialmente, come penso molti, ho iniziato col tennis, poi ho smesso per motivi anche scolastici. Sono andata in palestra, ho visto i campi e ho chiesto di poter provare a giocare. A Venezia, cioè nella provincia di Venezia, come siete messi? Allora abbiamo due strutture, una proprio a Mestre e una a Olmo di Martellago. Quindi riuscite a... Abbiamo diversi campi. Tu sei anche un atleta, argento agli assoluti del Triveneto, del Veneto Triveneto. Insomma, Storo non è arrivato. No, bisogna un po' impegnarsi un po' di più, si cerca di... E quindi insomma è uno stimolo sempre di migliorare, sì, certo. E insegni anche, hai degli allievi oppure fai solo l'atleta? No, per ora cerco solo di imparare e migliorare. Bene. Abbiamo sentito appunto Veronica ha detto prima giocavo a tennis, poi sono passata allo squash, non so chi mi vuole rispondere. Io penso che adesso, visto che c'è un'accademia, cerchiamo di tirare sui ragazzini già da piccoli con lo squash oppure avviene ancora questo passaggio? Com'è la situazione? Non so, Beatrice, se vuoi rispondere tu o Gianfranco, non lo so. È lo stesso. È lo stesso. Sì, c'è questo progetto giovanile che è partito appunto sia il Centro Sportivo Plebiscito che il Centro Sportivo 2000 con i maestri Luca e Alberto e appunto abbiamo in essere questo progetto per i ragazzi che partirà anche nell'estivo, quindi già da queste settimane. Quindi proprio di promozione magari durante i centri estivi che sono a casa. Esattamente, già durante i centri estivi comunque sono parecchi anni che è stato inserito lo squash nelle attività.
Quindi comunque i ragazzini che vengono a fare il centro estivo già iniziano ad avere il primo approccio con le racchettine da squash, magari le palle di gomma, per imparare un po' a capire come si gioca all'interno del campo. E proprio l'altro giorno in Prato della Valle, durante Tutto Sport. Abbiamo messo un campo gonfiabile e la risposta dei bambini è stata positivissima, nel senso che ci sono stati un sacco di ragazzini che sono venuti a provare. Ci sono i primi ragazzi appunto che iniziano a fare anche i tornei e niente, siamo molto contenti. Insomma, quindi si sta indirizzando proprio a prenderli già da piccolini, che non ci sia più il trapasso come era inizialmente. No, per farli iniziare direttamente con lo squash da piccoli, esattamente. Bene, allora linea alla regia, piccolo stacco pubblicitario e poi ci ritroviamo qui. Grazie.